Settimana intensa di avvenimenti sportivi nella nostra città per il campionato di calcio di promozione Girone A. L'Olimpica Akragas, allenata da Giovanni Falsone, incontrerà domenica alle 14:30 allo stadio Esseneto la squadra del Villabate. La partita, valida per la 10ª giornata, sarà diretta dal signor Carlo Averna della sezione arbitri di Caltanissetta, coadiuvato dagli assistenti di linea Manfredi Canale e Girolamo Cefalù, entrambi della sezione di Palermo. Le altre partite che vedranno in campo le Agrigentine sono Don Bosco Partinico Libertas da Calmuto, Gattopardo Palma di Montechiaro giocherà con il Salemi, il Camarat con il Vis Borgonovo, mentre il Vallelunga se la vedrà con il Casteltermini. Per la pallavolo femminile la Sea Paragona di Nino Di Giacomo giocherà contro il Volley Terrasini per la 5ª giornata di andata del campionato di Serie B femminile. La gara si disputerà al Palasport Nicosia di Agrigento alle ore 18. Il coach Francesco Eliseo ha a disposizione tutte le atlete per il secondo derby consecutivo. La formazione biancazzurra punta alla vittoria per risalire la classifica dopo l'ultima partita persa. Serve una superba prestazione del collettivo, afferma il coach, per portare a casa la vittoria e non dobbiamo sottovalutare l'avversario. Domenica alle 18 la squadra del coach Franco Ciani, la Fortitudo Moncada, incontrerà al Pala Moncada di Porto Empedocle la Blue Basket Treviglio. La partita sarà valevole per la 7ª giornata del campionato maschile a 2 ovest. Per il coach Ciani il Treviglio ha avuto la capacità non solo di battere ma di dominare la Leonis Roma, prima in classifica, e non sappiamo che avversario è. Sarà una partita molto difficile, la fisicità e l'atletismo sono le armi principali, continua il coach Franco Ciani. Dovremmo essere pronti a un confronto tecnico e tattico, ma anche a un duello fisico. La squadra del Treviglio lotta fino all'ultimo pallone. Attualmente la squadra di Moncada è in testa al campionato, ex aequo con la Roma a 10 punti.